La Valle Stura, Masone, Campoligure, Rossiglione, è stata tradizionalmente terra di alpini. Fino a quando è esistita la leva obbligatoria, infatti, da questi comuni i ragazzi in età da servizio militare venivano mandati in gran parte nel corpo contraddistinto dalla penna nera. A Masone, in particolare, questa tradizione ha generato una comunità di ex alpini che, come in molte altre parti d'Italia, si è raccolta in un'associazione. Il gruppo, molto coeso, è fortemente radicato nel paese e partecipa alla vita sociale anche con attività di volontariato. Gli alpini di Masone organizzano ogni anno in estate una festa in località Romitorio, che quest'anno si svolgerà nel weekend del 29, 30 e 31 luglio. Siamo al Romitorio di Masone, di fronte alla sede dell'Associazione Alpini di Masone, con alcuni alpini, fra cui il presidente Piero Macciò e Sebastiano Pastorino, che è il veterano di questo gruppo e socio fondatore, uno degli ultimi rimasti. Allora, voi state preparando qui per la fine di luglio un evento. Di che evento si tratta, presidente? Si tratta di una festa che ormai è dal 1995, se non erro, che tiriamo avanti, ora sempre più grande, adesso è diventata un po' tanto grande per noi che stiamo diventando piccolini. E si tratta di una festa campestre e, come detto, è il 29, il 30 e il 31 luglio. La prima è la festa della birra, il venerdì, la seconda è la festa del boccia, in gergo alpino, e la terza, della domenica, la festa del Vecio, con stand gastronomici, birra, vino logicamente perché siamo alpini, funzioni religiose. Il pomeriggio della domenica facciamo il focaccino dell'alpino, che ormai tutti qua in valle conoscono, una focaccina di patate poi fritta nell'olio, e chiama abbastanza gente. Una bella festa con orchestre, balli, anche canti, perché no? Sebastiano Pastorino, lei che è il veterano di questo gruppo, che cosa significa essere alpini e come è cambiato oggi essere alpini rispetto al passato? Ha cambiato molto, una volta era tutto differente, essere alpino, si sentiva un po' essere orgogliosi di essere alpino, che adesso invece si perde tutto, si è perso tutto, ma via, tutto sommato la tiriamo avanti ancora noi altri, per i vecchi, finché potrà resistere ancora. Ecco, il problema è che adesso non c'è più la leva obbligatoria. Non c'è più la leva obbligatoria, allora è quello che non si iscrive più nessuno nei gruppi, e i gruppi stanno calando, anno per anno, stanno calando sempre di più, via. Quanti siete adesso in questa associazione di Masone? In situazione siamo 89, dopo c'è 25 amici degli alpini che dovrebbero darci una mano, ma invece no. Li abbiamo fatti amici tanto per avere il polmucchio un po' più tanto, ma invece non se ne vede uno, non se ne vede, e toccate sempre noi altri. Da quest'anno il gruppo Alpini di Masone avrà anche un socio onorario. È il professore Enriquet, presidente dell'associazione Gigi Ghirotti, che collabora con noi, o perlomeno noi collaboriamo con lui, perché tutti gli anni, il 1° maggio, qua facciamo una grossa festa campestre, e tutto ricavato, gli anni scorsi andava all'associazione Piccoli Cuori del Gaslini, ora da 3 anni va alla Gigi Ghirotti, il ricavato che facciamo di queste feste va in beneficenza, diciamo, alla Gigi Ghirotti. Allora ultimamente l'abbiamo iscritto come amico degli alpini e consegneremo a breve la tessera al professore Enriquet, presidente dell'associazione Gigi Ghirotti.